Atria and Dance, ballando la storia di Adria. Nel VI secolo a.C., all'età arcaica, il delta del Po non era come lo vediamo oggi e il mare non distava molto da un villaggio di palafitte addossato alle rive di un vecchio ramo del Po. Non si sa con precisione quando i primi abitatori vi si installarono, si sa solo che furono paleoveneti, in quel villaggio dove più tardi gli Etruschi fondarono la città di Adria. Questo villaggio, situato in riva al grande fiume, era in posizione strategica, a contatto, tramite la via navigabile, con il nord Italia e l'Europa. Adria aveva il vantaggio di essere situata a breve distanza dalla foce e dal mare e presto assunse importanza predominante. Furono i greci a decretarne il successo, vi si installarono i primi decenni del VI secolo a.C., facendone un emporio commerciale di primo ordine e snodo di smistamento delle merci per tutta Italia e la Valle Padana. Essi portavano preziosi vasi attici, olio e vino, che scambiavano con prodotti agricoli e bestiame, oltre ai prodotti del nord, tra cui la leggiadra ambra del Baltico. Frammenti di coppe attiche e di un cratere corinzio a figure nere, databili ai primi del VI secolo a.C., testimoniano che Adria fu il più antico scalo commerciale greco nell'Alto Adriatico. Atria and Dance, ballando la storia di Adria. Nel V secolo a.C., gli Etruschi, che dominavano da secoli il tronco più robusto della nostra penisola, dopo la sconfitta nella battaglia navale di Cuma in cui furono respinti nel Tirreno, si spinsero verso nord alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali. Su Adria, fiorente centro di traffici, gli Etruschi decisero di puntare facendone estremo polo di riferimento nord-orientale. E da qui la leggenda ebbe inizio. Ci sono varie ipotesi sull'origine del nome di Adria. Deriverebbe da Atri o Adriano, re dei Pelagi, ai quali una leggenda attribuisce la fondazione della città. Secondo la leggenda, il cocchio dorato del re sarebbe sepolto sotto il suolo adriese. Il mito fu raccolto dal poeta, oratore e autore di commedie Luigi Grotto, detto il cieco di Adria, che l'abbellì, tessendo la tragedia l'Adriana, della quale è stato dimostrato trasse profonda ispirazione Shakespeare per la stesura del Giulietta e Romeo. Atria and Dance, ballando la storia di Adria. Un'altra leggenda fa derivare il nome da Adria, padre di Ione, fondatore della colonia greca del Peloponneso, che sarebbe approdato su queste coste. Ancora una leggenda fa ritenere che il nome derivi dal greco Aetria, traducibile in serena. In base alla leggenda, Diomede, compagno di Ulisse nella guerra di Troia, naufragò, trovando salvezza in una spiaggia serena, dove fondò la città chiamandola Aetria. Ma l'ipotesi più accreditata è che Adria derivi dall'etrusco atrium, luce, giorno, oriente, e l'importanza che la città assunse in tale zona d'Italia portò come conseguenza che il mare su cui essa si affacciava venne chiamato Adriatico. Con la presenza etrusca furono iniziate le prime bonifiche delle terre. Ciò comportò il fiorire dell'agricoltura e lo sviluppo delle merci. Vi si installarono industrie, prese avvio l'assetto urbano della città e l'organizzazione del territorio. Adria, in cui convenivano in modo del tutto singolare tre grandi civiltà, paleoveneta, greca ed etrusca, cominciò da allora ad assumere quel ruolo di influenza e di integrazione rispetto a centri minori del territorio circostante del Basso Veneto e dell'Emilia-Romagna, destinato a divenire, sia pure con fasi alterne, una caratteristica della storia della città. Ritrovamenti etruschi a Borsea, Gavello, Contarina e la recente scoperta dell'abitato arcaico di San Basilio confermano tale ipotesi. Si può davvero concludere che è giusto chiamare Adria etrusca e greca perché furono questi popoli a dare l'impronta alla città, addirittura a configurarne il ruolo nei secoli. La visita al Museo Nazionale Archeologico di Adria ci può fornire il supporto visivo di queste affermazioni, confrontate anche dalla tradizione letteraria. L'abbondanza dei ritrovamenti di manufatti di vario tipo e soprattutto la necropoli messa in luce durante lo scavo del 1938 non ammettono dubbi sull'epoca e sull'importanza dello stanziamento etrusco ad Adria. Nel II secolo a.C. Adria entra nell'orbita romana.
e diventa municipium probabilmente verso il 49 a.C. Ciò comportava la possibilità di godere nella zona di completa indipendenza, di usare del vasto territorio di competenza e di avvalersi dei privilegi annessi alla cittadinanza romana. Nell'epoca romana fu continuata l'opera di bonifica e di organizzazione del territorio anche attraverso un efficace sistema viario. Importanti soprattutto erano la via Popiglia che proveniva da Rimini e la via Annia che arrivava fino ad Altino. Inoltre canali navigabili collegavano Adria al mare. Con la decadenza di Roma, sopportate varie invasioni barbariche di Unni, Ostrogoti e Goti, la città passa a far parte dell'Esarcato di Ravenna. Nel frattempo si può individuare già nel IV secolo la costituzione della diocesi paleocristiana di Adria. Dal IX secolo vige il potere dei vescovi conti, durante il quale ad Adria faceva capo una diffusa zona di influenza, comprendente, oltre a gran parte del Polesine, i territori dell'attuale Bassa Padovana e del Basso Veneziano e dell'Alto Ferrarese. Nel 1090 d.C. Adria diviene comune, con un proprio statuto e consiglio formato da rappresentanti dei cittadini. Nel frattempo numerose rotte dell'Adige e del Po avevano completamente cambiato il territorio. Non solo non esisteva più il porto, ma i terreni circostanti erano divenuti paludosi. Dal XIII ai primi del XVI secolo Adria è sottoposta alla Viscontea degli Estensi, per poi passare nel 1509 all'alleanza e alla protezione della Repubblica Veneta fino al 1797. Fu questo un periodo decisivo per la città. Venezia lascia il segno nelle case, nelle vie, nelle istituzioni, nelle tradizioni e soprattutto nelle opere idrauliche. Tra di esse il più importante è il taglio di Portoviro nel 1604, perorato dalla nobile adriese Luigi Grotto, detto il Cieco di Adria. Dopo i francesi e gli austriaci, nel giugno del 1866, Adria entra a far parte dell'Italia.